Il via libera del TAR al progetto di ricerca di idrocarburi in Polesine e in Adriatico mette in allarme la Regione Veneto, preoccupata delle conseguenze che l'avvio delle estrazioni potrebbe avere su un territorio fragile come la costa adriatica e la laguna veneziana, già a rischio di per sé stesse. In pratica il TAR ha dato ragione alla North Sun Italia, azienda con sede a Roma controllata dall'australiana Po Valley Energy Limited, che aveva presentato un progetto di ricerca di idrocarburi nel sottosuolo, al quale la Regione si era opposta esprimendo parere negativo. Il progetto, conosciuto come La Risorta, interessa una superficie di 296 km quadrati che vede coinvolti in Veneto i comuni di Adria, Gavello, Villanova Marchesana, Papozze, Taglio di Po, Corbola, Ariano nel Polesine e in Emilia-Romagna i comuni di Berra, Mesola, Iolanda di Savoia, Codigoro, oltre che una porzione di mare di fronte a queste coste, dove si procederebbe non con trivellazioni per saggiare la presenza di idrocarburi, ma facendo vibrare una pesante massa contro il terreno, ottenendone una risposta dalle onde riflesse dai diversi materiali nel sottosuolo. E proprio il fatto che non siano previste trivellazioni è alla base del pronunciamento dei giudici del Tribunale amministrativo veneto, essendo questo modo di realizzare le ricerche non indirizzato specificamente all'estrazione di idrocarburi, ma sostanzialmente solo una mappatura del terreno. Solo sofismi, secondo la Regione, che per bocca dell'assessore all'ambiente Maurizio Conte ha già contestato che questa ambiguità del TAR crea una situazione altrettanto grave di un'autorizzazione alle trivellazioni in Polesine. Funambolismi che nascondono una verità ad ognuno nota, ovvero che queste ricerche, comunque siano fatte, non hanno altra finalità che mappare la presenza di idrocarburi nel sottosuolo per un futuro sfruttamento per garantirsi diritti sui terreni stessi. Su tutto alleggiano poi il decreto Sblocca Italia e le riforme costituzionali che, secondo più interpretazioni, favoriscono proprio l'estrazione in Adriatico, accentrando le competenze sulle valutazioni di impatto ambientale e comunque sulla procedura di autorizzazione non più a livello regionale o ad intese tra Stato e Regioni, ma a livello centrale.